Buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna, buon martedì 30 aprile, vi ricordo il numero per poter intervenire in diretta che è lo 02 66 20 35 29, oppure anche il numero per mandarci un sms WhatsApp scritto o vocale che è il 346 64 277 56. Guardiamo le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Silvio Berlusconi ricoverato all'ospedale San Raffaele. Al momento non sono note le condizioni di salute dell'ex premier, che avrebbe dovuto tenere alle 14 una conferenza stampa per la presentazione dei candidati di Forza Italia. Una notizia sul governo: Conte ha incontrato Siri, oggi la decisione sul sottosegretario indagato. Il premier è a Tunisi con Di Maio e Salvini, lì si deciderà sulla permanenza nel governo dell'esponente leghista. Dati Istat, la disoccupazione giovani scende al 30,2%, ai minimi dal 2011. Un'altra notizia che ci giunge dalla Nuova Zelanda: arrestato a Christchurch il 33enne con munizioni e bomba. E poi lo stupro di Viterbo, interviene il ministro Trenta e dice Salvini usa la paura delle donne per lo spot elettorale. Allora, come ogni martedì, in collegamento telefonico con noi a quest'ora abbiamo un'amica di RPL, la deputata della Lega Alessandra Locatelli. Buongiorno Alessandra, buon martedì. Buongiorno, buon martedì a tutti, a te Antonio e a tutti quanti voi, grazie per l'invito. Grazie a te per essere sempre disponibile come al solito, come ogni martedì. Allora Alessandra, ieri il vice premier Salvini era a Milano in prefettura, no? E per la firma di un accordo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani per la Sicurezza Integrata. Ci puoi raccontare di cosa si è trattato, tu che sei vice sindaco di Como? Certo. Ma si tratta di un accordo importante, secondo noi, che sancisce una collaborazione per avere una sicurezza integrata. Il riconoscimento di questo accordo è importante sul piano nazionale e locale, perché significa una vera collaborazione che è iniziata con il decreto Salvini per la sicurezza e continua con nuovi provvedimenti all'orizzonte, soprattutto quello annunciato da Salvini in questi giorni, dal ministro Salvini in questi giorni, che riguarda una supervisione rispetto alle scuole, rispetto ai territori, per la ripresa di un fenomeno drammatico che è quello dell'uso degli stupefacenti e della droga, sempre più diffusi tra i giovani, e purtroppo se ne vedono anche le conseguenze con atti anche di violenza, di disgregazione sociale che sono sotto gli occhi di tutti nelle nostre città. Quindi certo, un riconoscimento dell'impegno di tutti i comuni, della presa di coscienza che la sicurezza deve essere un fenomeno da sconfiggere in modo trasversale, cioè da portare avanti in modo trasversale, quindi la criminalità da sconfiggere. Benissimo. Un po' da tutte le parti. Senti Alessandra, l'altro giorno, se non sbaglio domenica, il vice premier Salvini è stato a Cantù, no? In provincia di Como. Sì. Tu eri sul palco, e quindi com'è andata la giornata? Ecco. Ma come sotto gli occhi di tutti, dove passa Salvini le piazze si riempiono a dismisura. È stata un'emozione grande, devo dire, come c'era anche Nicola Molteni, sì, c'era Erika Rivolta, c'erano i candidati soprattutto per le amministrative di Cantù e dei comuni vicini, tanti candidati sindaci, consiglieri, insomma Salvini ha dato un incoraggiamento e poi uno slancio anche per le europee. C'erano alcuni dei candidati della Lega alle europee, è passato e ha travolto con la sua capacità di intrattenere la gente, di parlare, anche Cantù, come poco tempo fa era stato a Como, quindi una grandissima emozione. Sì. Senti Alessandra, quali sono gli appuntamenti di quest'oggi, di questa settimana alla Camera? Sì, abbiamo qualche appuntamento a Singhiozzo,
questo, perché abbiamo iniziato ieri con la discussione in aula su alcune tematiche, proseguiamo oggi con dei voti direi abbastanza importanti, perché questa settimana abbiamo in programma il taglio dei deputati che è già stato stabilito dal passaggio al Senato e che prevede la riduzione dei parlamentari alla Camera da 615 a 400 e poi anche di quelli al Senato da 300, da più di 300 a 200 e quindi un impegno importante. La concomitante revisione affinché la legge elettorale, la distribuzione dei collegi possa andare avanti anche con un'eventuale promulgazione della legge sulla riduzione dei parlamentari. Benissimo. Direi che sono temi importanti, dibattuti, hanno sicuramente una valenza importante, ci crediamo e li portiamo avanti perché pensiamo che l'impegno su questi temi, sulla riduzione dei costi, sia altrettanto importante. Benissimo. E poi ci sono dei provvedimenti che riguardano degli accordi internazionali e che verranno votati anche quelli questa settimana. Sì, senti Alessandra, ho letto prima la notizia sul caso Siria. Oggi il Premier Conte dovrebbe decidere. Si va avanti con questa polemica da più di una settimana, se non sbaglio, no? Tu che ne pensi di questa polemica, no? Ma io intanto mi sento di dire che già i tempi della giustizia sono lunghissimi. Come al solito sta arrivando la campagna elettorale e guarda caso emergono casi drammatici, incredibili, di persone bruttissime che ovviamente nella Lega fanno cose tremende. Allora, ci si basa su delle intercettazioni che sono state depositate ma non si conosce ancora il contenuto. Ci si basa anche su delle supposizioni di queste conversazioni in cui è stato tirato in ballo Siri, ma poteva essere chiunque altro. Ha detto bene il ministro Salvini che secondo lui Siri deve rimanere dov'è e siamo nelle mani di Conte che secondo noi quando leggerà la documentazione e poi so che stamattina l'ha incontrato trarrà delle conclusioni. Ci auguriamo che non si metta il cappio al collo davanti magari a delle supposizioni o delle cose ancora non accertate, non complete e non provate. Ecco. Benissimo. Alessandra, veniamo un po' ai fatti di cronaca, al fatto di cronaca di ieri della violenza a Viterbo, no? Sia il Movimento 5 Stelle che la Lega comunque condannano questi atti, questo atto di violenza, ma sulla pena c'è uno scontro, no? Perché il vice premier Salvini dice castrazione chimica, Di Maio dice no alla castrazione chimica, basta prendere in giro le donne, serve invece la certezza della pena. Allora, tu come commenti innanzitutto quel brutto episodio di violenza? Ma certo, lo commento, guarda, sia come politica sia come donna, perché si tratta di violenze inaudite alle quali siamo stufi di assistere, alle quali non ci interessa la difesa delle donne in sé, devono essere condannati da tutti. Questi reati sono gravissimi, umilianti e sicuramente la proposta della castrazione chimica che viene fatta da anni dalla Lega è una buona proposta. Io voglio dire anche ai nostri ascoltatori che la castrazione chimica non è la castrazione fisica, perché magari si fa anche questo tipo di confusione, a parte il fatto che noi con una proposta del senatore Calderoli avevamo fatto anche questa per i reati per esempio perpetrati sui minori, che sono cose assolutamente gravissime oppure ripetuti, ma in ogni caso si tratta di una sorta di terapia con delle pastiglie, quindi che vengono assunte da una persona ed è in via temporanea. Ci sono già numerosi paesi anche dell'Unione Europea che adottano questo tipo di provvedimento, è anche fatto sulla base di scelta volontaria, se non nei reati più gravi imposto dal giudice, ovviamente criminali efferrati che si scatenano contro i bambini, contro cose che non dovremmo neanche dover leggere sui giornali, non dovrebbero esistere. Quindi mi sembra il minimo dire che chi compie un reato di questo tipo, un crimine così grave, vergognoso nei confronti di una donna, nei confronti di un bambino, nei confronti di una persona fragile, indifesa, di chiunque sia, debba prendersi questa pastiglietta e stare quieto, mi sembra anche proprio il minimo. Dopodiché la certezza della pena è chiaro che deve essere garantita assolutamente, ma ritengo che
Sì. Ulteriore penalizzazione di chi commette questo tipo di reato sia il minimo, insomma, da portare avanti per la nostra dignità. Benissimo, chiarissima. Senti Alessandra, adesso parliamo un po' di radio, un po' di televisione, no? Secondo te la radio, tu come commenti questo importantissimo mezzo di diffusione? Che cos'è per te e che ne pensi di Radio Radicale a rischio chiusura? È intervenuto ieri il vice premier Di Maio e ha detto troveremo una soluzione proprio in vista del 21 maggio, che è la data in cui scade la convenzione con il governo. Ecco, tu che ne pensi di questo? Allora, qui bisogna fare un attimo di chiarezza. Intanto la radio è uno strumento potente, efficace, utile e che in qualche modo aiuta anche a rimanere informati, o anche per altri, insomma, per altri, non solo rispetto all'informazione, perché uno può anche ascoltare la radio per ascoltare buona musica, attualità, eccetera, in quel momento in cui magari uno non guarda la televisione, ma percepisce, insomma, in macchina ascolta la voce di chi gli trasmette delle informazioni utili, che siano per il proprio tempo o che siano per rimanere sul pezzo delle notizie e informati. In questo caso la differenza e la chiarezza che secondo me va fatta è che forse nel corso degli anni Radio Radicale ha avuto un trattamento un po' diverso da altre radio private. Quindi, sicuramente c'è stata una convinzione, mi pare che risalga al 94, che non è stata più rinnovata. Sicuramente al giorno d'oggi per avere dei contributi pubblici è chiaro che bisognerebbe fare un bando per la massima trasparenza e anche il fatto di dare a tutti l'opportunità di ricevere questi fondi. Sì. Chiaramente noi siamo dell'idea che non va spenta nessuna voce, se vogliamo dirla tutta, di informazione importante, le piccole radio, l'editoria. Tutti devono potersi esprimere e poter dare le informazioni a tutti i livelli, però è chiaro che bisogna trovare un modo per poter dare l'opportunità a tutti a questo punto di poter partecipare equamente. Dopodiché credo che, come ha detto anche alcuni esponenti ben più importanti di me, si troverà un modo, insomma, per non spegnere neanche la voce di Radio Radicale. Noi ci auguriamo che vada avanti, però poi l'opportunità di ricevere i fondi, su quella magari si può insomma, riflettere e meditare un po'. Senti Alessandra, invece per quanto riguarda la televisione c'è stata ieri una polemica sul TGR Rai per un servizio su Mussolini e Predappio, è intervenuto anche l'amministratore delegato Salini che vuole chiarimenti. Tu non so se hai seguito questa vicenda, cosa è successo? Ma è successo TGR che Rai Emilia, se non sbaglio, sì. Sì, una Rai locale ha trasmesso una TV locale, ha trasmesso appunto questa manifestazione, insomma, nella quale poi i contenuti sono stati un po' di dubbia pertinenza con la linea editoriale, chiaro, perché ci sono stati dei saluti romani, c'è stata insomma tutta questa cerimonia dedicata a Mussolini. Questo si collega un po' però, a parte insomma la polemica la dovranno indagare anche al loro interno di cosa sia successo, cosa sia equilibrato e cosa sia un eccesso. Però è chiaro che questo va anche a scaldare gli animi, e a seguito anche di una cerimonia del 25 aprile che abbiamo visto su tutti i nostri territori, in molti comuni, essere profondamente ancora divisiva. Questo mi dispiace molto, anche a Como abbiamo avuto questo problema, ma ho sentito che c'è stato in tantissime città, dove purtroppo viene travisato un messaggio, cioè il 25 aprile si festeggia dopo 74 anni circa, dopo 74 anni, insomma, la liberazione, diciamo, da un regime, è vero, dittatoriale, ma è chiaro che quello sguardo, quel punto di vista oggi non può più essere divisivo. Oggi dobbiamo in qualche modo guardarlo da un altro punto di vista, cioè quello in cui abbiamo eliminato un regime dittatoriale, fortunatamente non abbiamo subito neanche quello comunista. Guardiamo quel periodo con uno sguardo per dire: noi vogliamo mantenere la libertà del nostro popolo da allora, oggi e per il nostro futuro, slegata da una condizione di autoritarismo, slegata da quelle componenti drammatiche, violente che purtroppo il nostro popolo e altri popoli hanno dovuto subire, ma lo guardiamo in un'ottica in cui diciamo anche che noi per il nostro futuro non vogliamo subire neanche altre violenze, perché le guerre di oggi sono quelle che vediamo per esempio in Sri Lanka, vicino
alle chiese cristiane. Abbiamo purtroppo assistito anche ieri ad altri fenomeni in giro per il mondo, sì, in cui ancora siamo costretti a subire la violenza, la prepotenza di chi cerca di imporre la propria cultura ad altri. benissimo. Questo deve essere un monito per il futuro. Sì, senti Alessandra, in quest'ultimo periodo si parla di elezioni, ci sono numerose elezioni, ci sono state le elezioni in Sicilia, ci saranno quelle europee e ci sono state anche le elezioni in Spagna proprio in questo weekend. Tu che ne pensi del risultato che c'è stato in Spagna? Ma insomma è un risultato che non garantisce la governabilità ancora del paese, però abbiamo un risultato che riguarda i nostri partner anche nella sfera politica, quindi nella destra populista Sì. europea, che hanno avuto un ottimo risultato. Questo mi sembra un segnale chiaro che anche per il futuro, per le prossime elezioni europee, Sì. Qualcosa si sta muovendo solo in Italia, non solo localmente nelle varie nazioni, ma ci possa essere una ripresa della destra sovranista che può in qualche modo dare una speranza di cambiamento all'Europa. Certo. Allora Alessandra, io ti ringrazio per la tua disponibilità, ci risentiamo martedì prossimo, buona giornata e buon lavoro. Grazie a te. Mille, io ringrazio te, saluto tutti, avanti tutta. Ciao, grazie mille ad Alessandra Locatelli. Adesso in collegamento telefonico Giulio dalla regia, che saluto, mi dà l'ok. Abbiamo un'altra amica di RPL, Laura Cavandoli. Ciao Laura, buongiorno. Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. Grazie mille anche a te Laura, abbiamo anticipato il nostro consueto appuntamento che abbiamo il mercoledì perché domani è festa ad oggi e ti ringrazio per questo. Allora Laura, con te vorrei parlare di un articolo che è uscito ieri sul giornale, parlava del sindaco di Riace, Lucano, no? Ecco le carte, diceva l'articolo, una toga allertava Lucano, scandalo accoglienza, un giudice dava suggerimenti all'ex sindaco di Riace, eroe della sinistra, non parlare al telefono. Tu non so se hai letto l'articolo, che idea ti sei fatta? Sì, ho visto l'articolo, c'è anche il nome e cognome, insomma. Io credo che questo sia un esempio di come la giustizia non deve funzionare, nel senso che è chiaro che i giudici devono fare il loro lavoro anche perché questo giudice era perfettamente a conoscenza che c'erano delle indagini Sì. a carico del sindaco Lucano e quindi chiaramente la sua è contraria all'interesse della giustizia. Ci sono dei reati specifici nella sua condotta e il CSM è intervenuto, se ben capito ora, spostando il giudice, ma credo che ci voglia un'istruttoria seria, insomma, anche perché quello che io temo di più è che poi si passerà o si tenterà a una difesa ideologica di questo giudice, che invece è proprio contravvenuto al suo giuramento, a quello che lui è tenuto a fare. Sì, senti Laura, volevo chiederti sulle elezioni in Sicilia, no? Qual è il tuo commento? Secondo te che risultato ha ottenuto la Lega in queste elezioni di questo weekend? Io credo che il risultato vada valutato con attenzione, facendo riferimento al fatto che sono elezioni amministrative, quindi sicuramente è un successo perché si partiva da zero o quasi, per cui io non nascondo che prendere una media su 11% in Sicilia, eleggere un sindaco, seppure in un comune minore, andare al ballottaggio in 2 comuni un po' più grandi, è sicuramente un ottimo risultato di Matteo Salvini e del suo staff e anche di tutta la Lega, che evidentemente da quando è al governo piace e piace di più anche ai siciliani. Sì. È chiaro che come sempre nelle elezioni amministrative si votano le persone, quindi ci sono queste liste civiche, queste persone influenti e capaci a livello locale vanno anche un po' a offuscare o a volte anche ampliare quelle che sono le liste dei partiti. Quindi io credo che il banco di prova sarà il 26 maggio. La risposta che Salvini ha ottenuto nelle piazze in Sicilia la scorsa settimana è stata enorme e per cui penso che è brutto dire la parola, però insomma io penso che la riscossa della Lega sarà alle europee.
Benissimo. in Sicilia e in tutta Italia. Ecco. Senti Laura, per quanto riguarda invece il servizio andato in onda sul TG Rai su Predappio, c'è stata una polemica, ma c'è stata anche una polemica per quanto riguarda Alessandra Mussolini che contro Instagram dice: sono stata bloccata per le foto fatte sulla tomba di famiglia a Predappio. Tu che ne pensi di questo? Guarda, devo dire che i social network hanno le loro policy, i loro controllori e le varie segnalazioni, che non sono sicuramente in linea con quello che è diciamo il sentire comune, nel senso che ci sono, l'ho scoperto in un'audizione, per cui Sì. dico cose che anch'io non sapevo, ci sono associazioni o quindi esterne che non sono neanche all'interno della gestione del social network, che fanno delle segnalazioni e il social network recepisce, e questo proprio perché c'è un numero elevato di contenuti che vanno diciamo controllati. Mm-hmm. Io stessa quindi in audizione ho chiesto ai responsabili di social network: ma perché scegliete queste associazioni e non altre? Perché ovviamente chi fa attività politica, specialmente dalla nostra parte, rischia di essere bloccato per un non nulla, come forse questo caso, anche se io vedo che secondo me è un po' strumentalizzato. Io non faccio le foto sulla tomba di famiglia, adesso capisco tutto, ma non le posto su Instagram. Conosco il social network e non ho visto tante foto sulle tombe, ecco, per dire, però è chiaro che è una strumentalizzazione, ma anche, e questo io l'ho detto in audizione, un controllo che non è assolutamente così chiaro e così facile da individuare. E su questo, chiaro, a livello legislativo paghiamo lo scotto che questi social network recepiscono una normativa che poi è quella americana, quindi anche se si volesse intervenire non è possibile farlo. Certo. Sì. Senti Laura, ti faccio un'ultima domanda. Il Movimento 5 Stelle ha pubblicato sul blog 5 leggi che vuole approvare al più presto: la legge per togliere la sanità dalle mani dei partiti, la legge sull'acqua pubblica, il conflitto di interessi, la legge sul salario minimo, la legge sul taglio degli stipendi di tutti i parlamentari, o meglio ha elencato le leggi che vuol fare. Scrive: la Lega è d'accordo con noi. Allora, tu che ne pensi di questi punti del Movimento 5 Stelle? Io credo che il Movimento 5 Stelle è bene che si metta ad approvare leggi di buon senso, se no, come ha fatto anche in Sicilia, rischia di pagare anche uno scotto dal punto di vista elettorale. Sì. È chiaro che sono molte di queste leggi, alcune addirittura una viene in aula, quella della riduzione dei numeri parlamentari, viene in aula alla Camera oggi pomeriggio, quindi sono in treno, quindi mi scuso se c'è un po' di confusione. Ma ti sentiamo bene. Meno male, no, però per dire, quindi noi siamo pronti a calendarizzarle e a portarle in aula. È chiaro che certe leggi che sono state proposte e che anche fanno parte del contratto di governo sono di difficile realizzazione e a volte rischiano di dare un disservizio ai cittadini rispetto a quello che è l'impianto che si voleva dare, perché le leggi hanno senso se danno una soluzione positiva verso i cittadini. Quindi ci lavoriamo, i nostri capogruppo, perché poi alla fine si va a livello di commissione, stanno cercando di mandare avanti quelli che sono gli interessi degli italiani, gli interessi dei cittadini a queste norme. Quindi una risparmio della spesa pubblica, ma anche un servizio. La legge sull'acqua pubblica rischia di bloccare i servizi ai cittadini e di rendere ancora più gravoso l'utilizzo dell'acqua. Quindi c'è da smussarla, ecco, diciamolo così. Poi io penso che come Lega quello che c'è nel contratto di governo è stato ben ponderato. Ci sono tante cose e lo diciamo sempre, ci sono altri 4 anni di governo e quindi c'è tutto il tempo per sistemare queste normative nell'interesse dei cittadini. Perfetto. Allora Laura, grazie mille, nonostante sei in treno ti abbiamo sentito benissimo, ti ringraziamo per questo collegamento, ci risentiamo con te mercoledì prossimo. Buona giornata e buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro anche a voi. Grazie mille a Laura Cavandoli, deputata della Lega. Adesso andiamo in pausa pubblicitaria, pochi minuti di pausa e ci risentiamo tra pochissimo. Un grosso abbraccio a tutti quanti da Nadine e Marcus Darvi. In esclusiva su RPL vi presentiamo Mangio, bevo e canto all'italiana, dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana dai Longobardi al 2000 insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani e di alcuni vini
Tutte le domeniche dalle ore 13:30. Buon ascolto su RPL. Wow, che bella casa! Finalmente mi hai invitato! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB+. E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto. Ma io sono ovunque, anche in casa. Basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto. Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB+ è in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Oh, finalmente, giornata è cominciata presto per me e penso anche per voi, amiche e amici, però finalmente dopo 3 mesi, sì dai, luglio, agosto e settembre, 3 mesi di lavoro, 3 mesi di incontri, di ascolto, di confronto, anche 3 mesi di insulti, minacce, denunce, bugie. Abbiamo il decreto. Il Presidente della Repubblica pochi minuti fa ha firmato il decreto sicurezza e immigrazione di quel cattivone del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, e quindi settimana prossima il Parlamento comincerà a discutere, ad arricchire, a migliorare e soprattutto a votare queste decine di articoli che dal nostro punto di vista porteranno più sicurezza nelle strade italiane. Quindi finalmente, dopo tante polemiche, dopo che i giornali, soprattutto quelli di sinistra, dicevano non ce la farà mai Salvini, Mattarella non firmerà mai il decreto, chiacchierano tanto ma non riusciranno ad arrivare fino in fondo, 10.000 bacioni a voi, a Sabbiano, al sindaco di Riace, a Gad Lerner, a Michele Santoro, ai centri sociali, ad Asi Argento, a Balotelli, a Jamie Tights, a tutto questo. Mi ha detto che ha polemizzato con me anche il signor Zulu dei 99 Posse. L'altro giorno probabilmente gli erodeva il fegato perché sono andato a Napoli e ho trovato tanta fiducia, tanto affetto, tanto calore, tanta voglia di legge, di regole, di ordine e di sicurezza. Quindi un bacione anche a Zulu, non ho il piacere di conoscerlo, però magari mi capiterà. Ciapalì e porta a casa, se di Milano. Rieccoci carissime amiche e carissimi amici di RPL, di nuovo un cordiale buongiorno da Antonio Verna, buon martedì 30 aprile, vi ricordo di nuovo il numero per chiamarci in diretta 02 66 20 35 29, con noi al telefono quest'oggi Gianluca Veneziani, giornalista di Libero. Buongiorno Gianluca. Buongiorno Antonio, a tutti i radioascoltatori. Allora, carissimo Gianluca, in questi minuti il vice premier Di Maio dice il governo va avanti, con il Movimento 5 Stelle l'IVA non aumenterà, il governo andrà avanti per altri 4 anni, l'IVA non aumenterà. E poi il vice premier elenca i prossimi passi dell'esecutivo: aumento degli stipendi degli italiani con il salario minimo, taglio di quelli dei parlamentari, una legge sul conflitto di interessi per combattere mafia e corruzione, togliere la sanità dalle mani dei partiti e una legge sull'acqua pubblica. Allora Gianluca, ti chiedo, tu che ne pensi di queste dichiarazioni del vice premier Di Maio e anche di queste polemiche degli ultimi
ultimi giorni sul caso Siri e tutti insomma questi litigi tra la maggioranza. Prego. Ma queste dichiarazioni mi sembrano più che altro per i spot elettorali, dei messaggi di propaganda, anche perché si contraddicono un po' tra di loro, cioè dire non aumenteremo l'IVA, ma allo stesso tempo dire aumenteremo gli stipendi con il salario minimo, mi sembra abbastanza, ci sembrano due dichiarazioni in contraddizione, vista la situazione dei conti pubblici, perché per scongiurare l'aumento dell'IVA bisogna fare una manovrina bis probabilmente, o comunque ci sarà bisogno di uno sforzo tale da impedire di aumentare ulteriormente la spesa pubblica con l'aumento degli stipendi. Io vorrei ricordare che già il reddito di cittadinanza pesa enormemente sulle casse pubbliche, parliamo di tra i 6 e i 7 miliardi. Ecco. Sì. Scongiurare l'aumento dell'IVA ne vale altrettanto, se non di più. Cioè, come si può pensare di aumentare anche gli stipendi, portarli a un salario minimo, vista la situazione attuale? Bisogna fare i conti con la realtà e mi piace ricordare quello che ha detto un rappresentante sindacale dell'ILVA qualche giorno fa in un incontro con Di Maio. Parlava un professore, se non sbaglio. Esatto, lui diceva però basta con la pubblicità ingannevole, perché rischia di essere pericolosa, oltre che inutile. In questo caso, come dire, promettere agli italiani di dare un salario minimo mi sembra che faccia pugni poi con la realtà e anche col buon senso. Ecco. Sì. Quanto al caso Siri, le accuse, gli addebiti sono molto pesanti, come sappiamo tutti, perché si parla di un coinvolgimento con un imprenditore che sarebbe vicino a Matteo Messina Denaro. Ecco, questo chiaramente andrà appurato ai magistrati, non mi permetto di esprimermi perché non conosco le carte ovviamente. C'è evidentemente un caso politico, un nodo politico da sciogliere. Probabilmente Siri per ragioni politiche verrà sacrificato in nome, come dire, di un contrappeso, un vantaggio per la Lega su altri fronti. Ormai sappiamo che questo governo si regge su un gioco di equilibri reciproci, uno scambio di favori reciproci, per cui uno sacrifica una cosa per averne un'altra. Cioè, non escludo che la Lega guadagni l'autonomia delle regioni in cambio del passo indietro dei Siri. Ecco, siamo su questi livelli. Purtroppo un governo di compromesso si regge su questo e qualche testa cadrà su questo. Poi sulla vicenda giudiziaria, come dire, sarà la magistratura a decidere. Come dire, certo, una volta, ecco, io amo molto le persone che si dimettono nel momento in cui magari ci sono ombre su di loro, ma qui è un discorso etico, non tanto giudiziario, quindi come dire, vedremo. Benissimo, allora Gianluca, il 1° maggio è domani, no? È la festa del lavoro, ci sono dati Istat in questi ultimi minuti, la disoccupazione è giù al 10,2%, in calo i giovani senza lavoro. Il 1° maggio, secondo te che festa è? Che cosa si ricorda? E poi ti chiedo, c'è il 1° maggio di solito il solito concerto a Roma, anche qui ci sono delle polemiche, che cosa è successo? Prego. Ma innanzitutto sul senso della festa evidentemente ha perso la ragion d'essere e il nome stesso ormai fa pugni con la realtà. Festa del lavoro aveva senso nel momento in cui i lavoratori, gli operai in particolare, chiedevano migliori condizioni di lavoro, sentivano di essere sfruttati, lavorare troppo, chiedevano garanzie sindacali e così via. Oggi è diventata la festa del precariato, perché il lavoro non c'è. Oggi mi permetto di citare Repubblica, però almeno ho il coraggio di dire una cosa sensata. Oggi in prima pagina, un giovane su 3 non ha un posto, in 10 anni la doppia di sottoccupati. Cioè, parlare oggi di festa del lavoro suona davvero come una festa scollata dalla realtà e dal tempo. Le ragioni sociali, civili, ma anche politiche di questa festa sono venute meno. Ricordiamo che è stata a lungo una festa rossa, una festa di cui si sono appropriate certe forze politiche e sindacali. Andrebbe adeguata ai tempi. L'Italia purtroppo si regge su queste celebrazioni che in un certo senso hanno segnato un po', avvertono il peso dell'età e molti giovani soprattutto non ne comprendono più la ragion d'essere. Questo non vuol dire privare l'Italia delle sue feste civili, ma forse riadattarne il significato ai tempi mutati. Ecco, avrebbe senso questo anche per
come dire, per parlare alle nuove generazioni che più soffrono invece l'assenza di lavoro, e forse se la ridono tu quando sentono di una festa per liberarsi del lavoro. Beh, sembra un po' ridicolo tutto ciò. Sì. Detto questo, sul concerto ci ho scritto un pezzo oggi, ho pubblicato Sul Libero, perché la sinistra ha questa capacità rara di farsi del male e di dividersi anche su questioni, come dire, residuali, marginali, come l'organizzazione di un concerto. Perché nell'edizione di quest'anno, che è messa a punto ai sindacati, ma c'è anche una società privata che la organizza, figureranno tantissimi artisti maschi, ben 73, e solo 4 donne. Evidentemente c'è uno squilibrio di genere, diciamo così, una donna su 20, ecco, tra gli artisti invitati. Ora che alla base ci sia una razza, una strategia, o piuttosto sia stata una scelta dettata soltanto dalla volontà di premiare alcuni cantanti piuttosto che altri, non lo so. Di fatto alcune donne, alcune artiste si sono ribellate, hanno denunciato questa discriminazione di genere e hanno organizzato un controconcerto, però tutto in rosa, in un'altra sede a Roma, che mi sembra un modo per, come dire, una toppa peggiore del buco, perché in un certo senso si discrimina nell'altro senso, in questo caso in maniera però deliberata, questa volta dicendo non vogliamo cantanti maschi in quest'altro concerto. Certo. Come in questi casi, insomma, io sono veramente profondamente contrario all'idea delle quote rosa, ma perché bisognerebbe premiare le quote merito, stop. Se tu sei maschio, femmina, gay, non mi interessa, cioè vai sul palco, entri in politica, fai carriera se vali. Ecco, questo dovrebbe essere un criterio di buon senso che vale per ogni situazione. Magari in questo caso, in questo momento storico, ci sono più cantanti maschi bravi che cantanti donne, non lo so, forse. Ma chi se ne frega dopo tutto, cioè ciò che conta è la qualità dell'artista. Mi sembra anche questa una questione davvero sorpassata. Alcune femministe ci lavorano. Tu sei mai andato a Roma ad un concerto? No, devo dire, ne sono fiero, ma l'ho guardato qualche volta in TV in quei giorni di pigrizia tipici di un giorno in cui non si lavora. Infatti da qualche anno a questa parte preferisco farmi qualche scampagnata piuttosto che restare lì a guardarlo, ma anche perché questo mi permette di dirlo, cioè ormai più che un concerto è diventata una passerella dove si cerca di provocare, di farsi notare. Lo scorso anno ricordo che furono lanciate al palco parolacce, insulti. È diventato un luogo in cui qualche cantante seminoto in declino prova un sussulto per farsi notare ancora. Quest'anno chi sono invece? Un'isola dei famosi cantanti. Chi sono i conduttori quest'anno? Sì, c'è Lodo Guenzi e c'è Ambra Angiolini, insomma, due validi. Ambra, insomma, per carità, una bravissima attrice, Lodo, insomma, cantante di Stato Sociale. Ma più o meno la loro funzione è quella di passare il testimone a questi artisti che secondo me cercano un sussulto di visibilità, ecco. Mi sembra che anche il concerto abbia perso la sua ragion d'essere, bisognerebbe ripensare sia la festa che il concerto stesso. Bene, Gianluca, siamo in Puglia, ti faccio una domanda, siamo a Manduri, abbiamo visto, gira un video, no? Il video della Baby Gang che prende di mira l'anziano signore che poi è stato pestato a morte. 8 sono le persone arrestate, 6 sono minorenni. Secondo te si tratta di un caso isolato o ce ne sono tanti? Ma spero che non sia così diffuso come possiamo temere. Certo, le immagini sono inquietanti, la vicenda in sé è inquietante perché tira in ballo tante responsabilità, la responsabilità educativa dei genitori di questi ragazzi che o non sapevano o sapevano e ignoravano, e in ogni caso non hanno fatto nulla per, forse, mi permette di dire, inculcare in questi ragazzi il rispetto dell'altro, della persona più grande, di una persona indifesa e così via, che sono principi morali, ecco, che credo che abbiamo già dentro, come dire, principi di natura che però vanno anche educati, stimolati, sviluppati da parte di chi svolge una funzione educativa. E poi l'altro aspetto triste di questa vicenda è la marginalità di quest'uomo solo che subisce soprusi nell'indifferenza generale. Ecco, colpisce anche questo, cioè l'indifferenza del paese, ma si poteva anche non sapere, come dire, non assistere agli atti, ma il fatto che una persona venga abbandonata dalle istituzioni, dagli operatori sociali, ma più in generale da noi cittadini,
dimostra proprio la perdita di senso civico che abbiamo, di senso comunitario. Ormai siamo concentrati su noi stessi, sui nostri egoismi, sulle nostre vite. Smettiamo di guardare al di là del nostro schermo dell'iPhone, ecco, questa è la verità. Certo. Non ci accorgiamo che, come dire, il vicino di casa, l'uomo per strada, il fruttivendolo dove quale andiamo, forse, come dire, ci sono dei traumi nella sua vita, non ci accorgiamo più di nulla, e questa è la cosa forse più inquietante della violenza stessa, che evidentemente è da condannare, da reprimere. Ecco, non so quanto sia diffuso, ma temo che non sia un caso isolato. Benissimo. Senti Gianluca, poi tu hai scritto ieri un articolo sugli anni di piombo e anche la tolleranza di una certa sinistra nei confronti dei terroristi compagni, no? Che cosa hai scritto in questo articolo? Sì, io mi riferivo a un libro molto interessante appena uscito di Cagnoliva, uno storico, intitolato Anni di piombo e di tritolo, che racconta quegli anni dalla prospettiva di uno che è stato un militante nei gruppi di sinistra, mai chiaramente compromesso con la lotta armata, né, come dire, mai coinvolto in scontri violenti, ma comunque ha militato attivamente nei gruppi di sinistra. E lui onestamente dice: nessuno si può tirar fuori dalle responsabilità, tutti in qualche modo siamo stati colpevoli, o di non aver visto, o di aver chiuso un occhio, una cosa che aveva già detto d'altronde Paolo Mieli alcuni anni fa. C'è stata un po' di indulgenza nei gruppi, soprattutto della sinistra extraparlamentare, verso quelli che venivano considerati i compagni che sbagliavano, che in realtà erano degli assassini veri e propri, ecco, dei terroristi che hanno seminato sangue e odio per l'Italia. E quindi è una presa di coscienza che forse farà storcere il naso a qualche intellettuale di sinistra. Noi sappiamo che nel mondo intellettuale soprattutto c'è stato troppo a lungo una tolleranza, o addirittura una connivenza, un sostegno a certi criminali politici. Vorrei ricordare solo il caso di Battisti, per il quale è stato sottoscritto un appello da parte di illustri intellettuali, penso a Daniel Pennac, il celebre scrittore, insomma, che ora forse si accorgiamo, forse mi sono sbagliato, ecco, quest'uomo era stato condannato in via definitiva per 4 omicidi, quindi non era un teorema, c'erano degli atti della giustizia che parlavano, e non di meno un gruppo consistente intellettuale ha continuato a sostenerlo. Quindi sia durante quegli anni che dopo c'è stata una connivenza colpevole da parte degli intellettuali che smascherare e denunciare credo sia utile. Ma aggiungo solo una postilla sul fatto che molti di questi stessi terroristi a loro volta poi si siano trasformati in intellettuali, che è un altro aspetto inquietante. C'è gente che è passata dalla lotta armata in strada a diventare docente in università, a tenere convegni, relazioni, conferenze e così via. Penso recentemente c'è stata la Barandini a Milano, ma penso a altri casi, insomma, Sergio Seggio, insomma, persone che comunque si sono rifatte una carriera, ma soprattutto cercano di rifarsi una verginità. Ecco, questo è veramente inquietante. E quindi forse va raccontata tutta la storia, il Saggio di Riva ci aiuta in questo. Benissimo. Senti Gianluca, sulla legittima difesa hai visto il presidente Mattarella ha promulgato la legge, cosa ne pensi? No, ora speriamo che la consulta non smonti la legge, non trovi elementi di costituzionalità, perché sappiamo che il processo legislativo in Italia è terribilmente accidentato sempre. Per carità, abbiamo un sistema democratico efficiente, fatto di pesi e contrappesi, che evita, come dire, derive autoritarie e così via. Però ci dobbiamo anche rendere conto che ogni legge spesso viene martoriata nel suo cammino. La speranza è che questa legge, voluta dai partiti ora in maggioranza, promulgata anche dal Presidente della Repubblica, e secondo me sentita come positiva da una larga fetta dei cittadini, passi. Proprio ieri c'è stato un altro caso di cronaca di un uomo a Tivoli che ha sparato a un malvivente, insomma, e ora è, come dire, per d'ufficio è indagato per eccesso colposo di legittima difesa. La legge non scatena il far west, perché resta questo principio sacrosanto alla base, cioè che la sicurezza, il monopolio della sicurezza ce l'ha lo Stato, quindi sono le forze dell'ordine che devono garantirci. Non c'è nessun via libera alle armi. E l'altro aspetto che non si è compreso di questa legge è che non si mettono le armi in mano ai cittadini,
che legittima difesa vuol dire anche poter dare un cazzotto, poterlo colpire con un oggetto che abbiamo in casa, insomma, con un vaso, con qualsiasi cosa, per difendere se stesso, la propria incolumità, la propria famiglia e i propri beni. Quindi non c'è un via libera alle armi, c'è il diritto a difendersi e a non diventare colpevoli quando si è vittime. Mi sembra veramente di buon senso e spero, insomma, che la legge poi vada avanti, ecco. Allora Gianluca, io ti auguro buona giornata, grazie per essere stato qui con noi oggi, ci risentiamo prossimamente e buon lavoro. Grazie a te, alla prossima. Allora, grazie mille a Gianluca Veneziani, amico di RPL, giornalista di Libero. Ora un grazie al senatore della Lega al telefono con noi, Gianfranco Rufa. Ciao Gianfranco, buongiorno. Buongiorno a voi, è sempre un piacere. Che si dice lì a Roma? Che giornata è? Allora, a Roma è una giornata di sole. Ecco, bene. Quindi, e che programma c'è quest'oggi alla Camera, scusami, al Senato e nella tua commissione? Guardi, nella commissione che abbiamo oggi sono degli aggiustamenti che si rifanno soprattutto alla legge sulla videosorveglianza e stiamo arrivando anche su un altro tassello che Matteo Salvini ha promesso e pretende, e quindi si sta lavorando appunto perché si arrivi ad avere una legge dove c'è l'obbligo nelle strutture sociosanitarie e scolastiche delle telecamere e quindi stanno trovando tutti gli aggiustamenti costituzionali e regolari per ottenere questa forma di protezione per i nostri figli e per i nostri cari. Benissimo. Senti Gianfranco, il ministro Salvini, intervenendo in un comizio a Cantù, in provincia di Como, ha parlato di lotta alla droga, di contrasto alla droga e dice pronta un'operazione a tappeto città per città, no? Paese per paese, per andare a prendere gli spacciatori. Tu che ne pensi di questa operazione del ministro? Guardi, è necessaria, anche perché è necessario mantenere la guardia alta, perché se ci guardiamo dentro in questi ultimi anni effettivamente è stata un po' abbassata la guardia sulla droga, l'attenzione sulla droga. Considerate che oggi a 10, 11, 12 anni si fa uso di droghe. E quindi questo è un problema maledettamente pericoloso. Si inizia a fumare sempre più precocemente e quindi mantenere alto la guardia e far finta di non esserci in questi casi è una cosa appunto sbagliata. Quindi alzare la guardia, rimettere l'attenzione sulla droga è un fatto essenziale, quindi giustissimo e essenziale in questo momento, sì. Perfetto. Senti Gianfranco, abbiamo letto che il Premier Conte ha incontrato ieri il sottosegretario Siri, attesa la decisione del Premier, lo si apprende da fonti della maggioranza che non aggiungono altro. Cosa si deciderà, o meglio cosa deciderà il Premier Conte? Guardi, io l'ho già detto in altre interviste, mi sento di dire e di abbracciare Armando Siri, una persona che conosco e che mi vanto di conoscere e soprattutto conosco la propria moralità. È una persona che non ha bisogno di altre persone per dimettersi o meno. Qui però veramente la politica si sta basando su delle ipotesi. Io scherzando con i miei amici dico potrei essere un giocatore della Juventus, perché sull'ipotesi io sono un grande giocatore di calcio e quindi se le ipotesi sono queste allora mi mettessero al posto di Dybala nella Juve. Cioè qui tutti parlano su delle ipotesi che quanto pare siano anche poi non veritiere e comunque siano poi andate perse, no? Quindi a Siri non bisogna dire nulla, non c'è Conte che glielo deve dire, non c'è soprattutto né Di Maio né i colleghi delle 5 Stelle che devono parlare di moralità ad una persona che sinceramente fino a prova contraria e conoscendolo ha poco da dover nascondere. Benissimo. Senti, carissimo Gianfranco, tu fai parte della commissione contro il femminicidio, giusto? Sì, ecco, sono il segretario della commissione. Ieri c'è stato un atto di violenza sessuale su di una 36enne, è stato arrestato un consigliere di Casa Pound. Non so se hai seguito la vicenda, cosa è successo? Beh, guardi, assolutamente sì. La cosa più scandalosa, non per difendere nella maniera più assoluta, non ho interessi,
che sia di Casa Pound, che sia di Forza Italia, che sia del PD, non mi interessa. Qui è successo una cosa gravissima, un atto gravissimo, nonché da un consigliere comunale, quindi una persona che comunque si rappresenta nel comune, che comunque dovrebbe avere una giusta moralità. Il problema grosso è la malvagità e la vigliaccheria, nonché la presunzione, quella di dire tanto non ti credono. Cioè tu violenti una persona, hai l'arroganza di farne un video, per non dire che sei un deficiente nudo e puro. Ne fai un video e poi vai anche a dire alla poverina, alla povera donna, tanto non ti crederà nessuno. Beh, qui c'è castrazione chimica che continua a dire non è una violenza fisica, perché castrazione chimica la gente pensa, mi permetto di dirlo, proprio ad un taglio fisico. Quindi la castrazione chimica, nel caso in cui ci siano persone malate, in questo caso sono anche malvagie, e poi che ci sia la certezza e una durezza della pena, perché questa, ripeto, questa presunzione, questa malvagità deve essere punita. Benissimo. E mi dispiace, ecco, come femminicidio noi purtroppo riceviamo ogni giorno, e continuo a dire un dato maledettamente tragico, ogni 2 giorni c'è una violenza. Ogni 2 giorni c'è una violenza, e continuo a dire purtroppo la violenza ha le chiavi di casa, perché nella maggior parte dei casi sono persone anche conosciute. Certo. Quindi è un grave, enorme problema che secondo me ha delle forti basi su presunzioni. Senti Gianfranco, tirando le somme delle ultime elezioni in Sicilia, no? Come sono andate queste elezioni? Bene, guardi, anche questo è un commento che noi facciamo spesso. Diamo per scontato troppe cose. Io dico sempre, quando uno si fa male a un piede, dai per scontato che il piede ti serve in maniera fondamentale. Qui noi diamo per scontato che ci siamo candidati in Sicilia, e fino a un anno fa era impensabile. Abbiamo ottenuto un risultato meraviglioso, perché? Perché comunque in alcuni comuni, Gela, Mazzara del Vallo, siamo andati addirittura al ballottaggio. La purezza della Lega si è vista, perché in alcuni casi noi non abbiamo accettato delle alleanze, e comunque il risultato c'è stato, e come se c'è stato. Quindi ecco, non più e mai dare per scontato delle percentuali, come dice il nostro leader Matteo Salvini, guarda le percentuali, strappale e fa finta di non averle viste. È la cosa più giusta, è la cosa più giusta, perché il risultato in Sicilia è eccellente. Il risultato in una città dove fino a un anno fa si pensava nemmeno di poter entrare, tra virgolette, se non oltre il 3-4%, oggi sono veramente eccellenti, quindi dobbiamo solo che essere soddisfatti delle nostre scelte, ed evidentemente è premiata la politica a livello governativo. Benissimo, allora Gianfranco, grazie mille per essere stato qui con noi oggi, ci risentiamo Grazie prestissimo. a voi, è un piacere. Buona giornata. Piacere. Buona giornata a voi. Allora, dalla regia Giulio mi dice che abbiamo in collegamento telefonico con noi un amico di RPL, Mimmo Magnetta. Ciao Mimmo, buongiorno. Buongiorno Antonio. Prego, cosa vuoi dirci di bello? Volevo innanzitutto salutare le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Padania Libera, e poi volevo raccontare quello che sto facendo adesso. Sì. Mi trovo sotto l'altare della patria, a Roma, in piazza Madonna di Loreto a Roma, a portare la solidarietà dei professionisti e imprenditori uniti agli ambulanti romani, che da quando è stata eletta la sindaca Raggi stanno subendo un colpo appresso all'altro, cioè invece di essere tutelati, invece di abolirci, di combattere l'abusivismo, la sindaca Raggi ultimamente sta delocalizzando gli ambulanti regolari, sta mandando allo sprofondo praticamente a morire, e praticamente poi i posti che vengono liberati dagli ambulanti regolari vengono occupati da quelli abusivi. Praticamente qui sono qui in piazza, ci saranno circa 200 persone che stanno appunto manifestando questo presidio, perché si è praticamente sotto il comune di Roma. Però appunto il comune di Roma
nella persona dell'assessore delle attività produttive continua a essere sordo alle richieste di questi lavoratori. Va bene. Allora, Mimmo, grazie mille di questo tuo intervento. Allora, buona giornata lì a Roma. Grazie Mille a te. Grazie mille a te. Allora, andiamo in pausa pubblicitaria, ci risentiamo tra pochissimo. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+, dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Aprile, dolce dormire, diceva un vecchio proverbio. E a farvi dormire bene ci pensa la Mondoflex. Abbiamo una promozione straordinaria. Con l'acquisto di un materasso in memory, in regalo una bellissima rete ad hoc in faggio. Venite a trovarci, vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Se vuoi aiutare Radio Padania, segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89R 08453 01602 000 000 101971 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC. Aiuta Radio Padania. Diventa nostro editore. IT 89R 08453 01602 000 000 10 19 71. Rieccoci carissime amiche e carissimi amici di RPL. Prima di presentare il nostro prossimo ospite, guardiamo velocemente le ultime notizie. Datistat, disoccupazione giù al 10,2%, in calo giovani senza lavoro. Ancora sull'inflazione, l'Istat dice ad aprile sale all'1,1%. Incontro ieri sera tra Conte e Siri, faccia a faccia tra Conte e Siri, attesa la decisione del Premier. Silvio Berlusconi alla San Raffaele per una colica renale acuta, dopo i controlli vuole essere oggi alla presentazione dei candidati di Forza Italia. Altri aggiornamenti: arrestato a Christchurch un 33enne con armi e bomba. E poi abbiamo l'ultimo giorno da imperatore, inizia la nuova era in Giappone. Grazie al popolo giapponese si è conclusa al Palazzo Imperiale la cerimonia di abdicazione di Akito, il monarca 85enne che lascia dopo un regno durato 30 anni. Domani il figlio sul trono. Allora, al telefono con noi c'è un amico di RPL, il senatore del Movimento 5 Stelle, Ettore Licheri. Buongiorno Ettore. Buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori. Buongiorno Ettore. Allora, oggi il Premier Conte deciderà sul caso Siri. Tutta questa vicenda come si concluderà secondo te? Beh, io posso solo auspicare una soluzione
che in qualche modo salvaguardi la dignità del sottosegretario Siri, che ricordo è sempre un cittadino innocente fino a prova contraria, ma dall'altra salvaguardi anche quelle immagini che noi dobbiamo comunque tutelare del governo del cambiamento. Allora, purtroppo dobbiamo stare, ragazzi, come la moglie di Cesare. Dobbiamo essere lontano, dobbiamo stare lontano anche dal sospetto, perché stiamo cambiando le cose in Italia. Dobbiamo comportarci diversamente. Ora, i fatti possiamo stare qui a discuterli, ma dovranno essere naturalmente tutti verificati dai giudici, dalla magistratura. C'è un discorso di stile, di eleganza, di opportunità politica. C'è un sottosegretario in questo momento che deve rispondere di un'accusa che oggettivamente è molto forte, molto dura, che è quella appunto di corruzione. Io sono sicuro che Armando Siri dimostrerà davanti alle sedi competenti la sua innocenza. Intanto però faccia un passo indietro. Lui in questo momento ha bisogno di sprigionare tutte quelle che sono le sue energie per difendersi da un'accusa così grave. Faccia un passo indietro, dimostri la propria innocenza e poi ritorni immediatamente a far parte della squadra del governo del cambiamento. Però dobbiamo sforzarci tutti di tenere distante e staccata il fatto giudiziario dal fatto politico. Ecco, perché altrimenti poi diciamo sempre che vogliamo cambiare le cose, che dobbiamo affrontare le questioni morali e poi in realtà questo non lo facciamo. Ora un sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture indagato per corruzione è un qualcosa che anche all'estero non ci fa apparire con quella immagine che noi invece vogliamo e stiamo cercando di costruirci all'estero. Quindi non si chiede assolutamente a questo ragazzo non stiamo chiedendo la testa, stiamo semplicemente dicendo si difenda. Lui dice che le cose possono essere chiarite rapidamente. Bene, molto bene, chiarisca molto rapidamente quella che è la sua posizione e poi torni a far parte della squadra di governo. Ettore, al Senato ieri è stato approvato il DDL post-mortem. Che cosa cambia? È ovvio che a questo punto abbiamo finalmente una disciplina che si articola attraverso una serie di atti di disposizione del proprio corpo anche successivamente. Noi soffrivamo un gap legislativo rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea. Considerate solo che i nostri studenti in medicina, per farvi un esempio, i nostri studenti in medicina per andare a studiare il corpo umano erano costretti ad andare in Francia, erano costretti ad andare in Svizzera per poter impratichirsi sull'anatomia. Adesso è possibile invece che questi esercizi, che questa pratica possa essere fatta naturalmente previo consenso dell'interessato. Certo. Senti Ettore, sulla Sicilia, sulle elezioni in Sicilia, voi del Movimento 5 Stelle che risultati potete trarne? Ecco. La Sicilia porta questa peculiarità proprio particolare. Abbiamo assistito a un autentico arcipelago di liste civiche. Quindi un'analisi politica quando sono così tante le liste civiche è difficile. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle possiamo parlare di una sostanziale tenuta. Siamo felici di essere entrati in ballottaggio nella competizione che riguardava l'unico capoluogo di provincia siciliano, poi ci sono altri ballottaggi. È difficile però esprimere un'analisi politica quando effettivamente poi le liste civetta vanno ad abbondare. Però una cosa per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle la possiamo dire, che quando giochiamo ad armi pari, cioè quando giochiamo
nell'uno contro uno, quindi senza le coalizioni il Movimento 5 Stelle rimane comunque sempre davanti a tutti. Certo. Senti Ettore, sul caso Regeni si vota per istituire la commissione d'inchiesta, ma ieri la Camera era deserta nonostante le raccomandazioni del presidente Fico. Anche qui secondo te cosa si stabilirà, cosa si riuscirà a fare? Sul caso Regeni dobbiamo, secondo me, compattarci ancora di più, ma davvero senza simboli, senza colori, senza vessilli, perché venga fatta giustizia su una vicenda che è molto vicina alla verità, è molto vicina. Mi pare di poterlo dire con ragionevolezza che quello che manca perché si possa arrivare alla verità è semplicemente superare un muro di carattere governativo, di carattere istituzionale, perché l'indagine ha preso una certa direzione e poi a un certo punto ha trovato uno stop. Quel genere di ostracismi che noi conosciamo, penso alla strage dell'Italicum, penso ad altri fatti che hanno riguardato naturalmente i paesi esteri, sappiamo che si viene sempre a creare il cosiddetto muro di gomma. Quei muri di gomma li possiamo superare solo con la forza della gente, con la forza dei cittadini, con l'indignazione del popolo italiano. Quindi io apprezzo molto il fatto che Roberto Fico si stia facendo in qualche modo portavoce di questo desiderio forte da parte del popolo italiano perché sulla morte di questo ragazzo venga finalmente messa la parola fine. Benissimo, Ettore, abbiamo 2 telefonate, sentiamo chi c'è in linea. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Susanna. Senta, volevo parlare col signore del Movimento 5 Stelle. Sì, è in linea, la sente. Volevo dire queste 3 cose praticamente. Loro parlano di reprensibilità, di onestà, di verginità, di correttezza, eccetera. Allora, innanzitutto premetto una cosa, non riescono a capire questi del 5 Stelle, o forse lo sanno, ma è il loro modo di ragionare, che in questo modo diamo in mano alla magistratura un potere importantissimo per il Parlamento, sovrasta il Parlamento perché in qualunque momento possono far cadere un governo. E questo non è né giusto né corretto, la Costituzione non lo dice ed è tutela questa cosa. Seconda cosa, erano le 2 cose che volevo far notare a questo signore, appunto dicendo che il signor Di Maio, visto dato la loro linea di verginità che si fanno, non dovrebbe essere dov'è comunque, perché io mi ricordo che il padre aveva fatto qualcosa che non andava fatto e che il figlio non poteva non sapere. Allora, se vogliamo essere corretti, dovremmo essere corretti con tutti. Seconda cosa, io sono ignorante, però io ho sentito l'intercitazione di Virginia Raggi dove dice anche se la luna ti dicono che è piatta, tu cambia il bilancio, modifica il bilancio. Per me è grave quanto e forse più di Siri. Buongiorno. Certo, allora Susanna, sei stata molto chiara. Sentiamo Ettore come replichi alla nostra ascoltatrice. Sì, io ringrazio la signora perché ha toccato 3 punti che sono i 3 punti principali del dibattito di questi giorni. Dobbiamo anche lì fare attenzione. Se noi ipotizziamo che da parte della magistratura ci possa essere una politicizzazione, allora finiamo per delegittimare uno dei 3 poteri dello Stato. Quindi questa presunzione non può operare, salvo naturalmente prova contraria. D'altra parte, prima che arrivasse la Lega e il Movimento 5 Stelle per cambiare il paese, altre forze avevano parlato di indagini ad orologeria, complotti studiati a tavolino da parte della magistratura. Ora io non dico che questo non sia accaduto in passato o è accaduto in passato, però dobbiamo anche chiarirci le idee. Allora non possiamo naturalmente automatizzare con un avviso di garanzia le dimissioni di un esponente politico. Su questo sono d'accordo, perché altrimenti sarebbe impraticabile, sarebbe impraticabile un'ipotesi di questo genere. Ma penso che possiamo anche essere tutti d'accordo che non possiamo rispondere ad un'indagine
soprattutto quando questa indagine verte su reati contro la pubblica amministrazione, rispondendo no, aspettiamo una sentenza definitiva di condanna che arriverà oggettivamente tra 5-10 anni. Quindi questi due estremi non li possiamo praticare. Allora che cosa rimane? Rimane una soluzione mediana, cioè valutiamo quelli che sono i fatti, valutiamo quello che possiamo sapere sulla vicenda e facciamone un discorso di stile, di opportunità politica. Ora, mi pare che anche la signora non possa contestare che potenzialmente, attenzione, virtualmente, astrattamente, in questo momento il nostro sottosegretario è in una posizione di imbarazzo, perché è in una posizione di conflitto di interessi. Provate solo a immaginare questo sottosegretario, qualora dovesse mettere una firma su un qualunque provvedimento, rischierebbe, anche se è il miglior provvedimento che lui possa prendere, rischierebbe di essere sempre tacciato comunque finalizzato a. Ecco, perché infilarci in un corridoio buio come questo, quando invece è sufficiente, davanti a fatti di una certa gravità, dire va bene, adesso io tengo la mia mente libera, mi concentro per cercare di stare fuori, di essere scagionato da queste accuse, e poi il ritorno del governo del cambiamento. Per quanto riguarda la Raggi, in quella intercettazione che ha ricordato la signora, ricordiamo che l'AMA è un'azienda municipalizzata con unico azionista di maggioranza, che era appunto Roma Capitale, che era appunto il comune di Roma. Quindi quello che è avvenuto è che la Raggi ha detto: sentite, io non posso dire ai romani aumentiamo le tasse se i romani continuano ad avere in alcune zone della città la mollezza davanti a casa. La seconda cosa che ha detto l'avrebbe detta un qualunque azionista unico in un'azienda municipalizzata, cioè guarda che quel bilancio così com'è io non te lo posso approvare, quindi andando in assemblea, se tu mi porti quel bilancio io non te lo approvo. Siamo nei binari delle normali dinamiche, non ha niente a che fare con un'indagine da parte di una procura distrettuale antimafia. Ettore, allora sei stato chiarissimo. Ti chiedo di ascoltare 2 telefonate in successione, poi un breve commento e poi ti lasciamo andare. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, prego signora. Sì, buongiorno, sono Giusy di Varese. Ciao Giusy. Saluto anche l'esponente del Movimento 5 Stelle. Sì. Anzi, lo prego di riferire a Di Maio, questo te le sto per dire. Lo spreco da approfondire subito, quando siete andati al governo, era quello di indagare la ragione per cui, come ha detto il nostro governatore Zaia, un pasto ospedaliero in Veneto costa 7 euro circa e da Roma in giù arriva anche a 60 euro. E avete indagato quali sono le ditte che fanno questi rifornimenti? Perché solo nel campo della sanità si potrebbero risparmiare 30 miliardi l'anno. Se tutte queste cose qui, questo concetto fosse applicato anche a tutto il resto d'Italia, ci sarebbero 70 miliardi di risparmi. Ora, non mi dica che non sapete quali sono le ditte che riforniscono gli ospedali del sud, eccetera, eccetera, perché non ci posso credere. E quindi, secondo me, avete fatto il più grande errore, perché il taglio degli vitalizi, tutte quelle cose lì, è importante, ma non rende niente. Il vero spreco è questo. Grazie. Sì, grazie Giusy, adesso poi Ettore rispondi. Sentiamo l'altra chiamata. Pronto? L'altra telefonata, pronto? Ciao, sono Marco da Mantova. Ciao Marco, ciao. Un saluto anche all'onorevole dei 5 Stelle. Sì. Allora, 2 cose veloci. Allora, è giustissimo il taglio dei vitalizi, quello è doveroso, non è di più che doveroso. Io invece ho qualcosa da ridire sul taglio dei parlamentari, in quanto secondo me si toglie rappresentatività alle persone, e se andiamo a guardare le democrazie scandinave, il loro numero dei parlamentari è commisurato al numero degli abitanti, più o meno è equivalente a quello italiano, roba di pochissimo. La seconda cosa è il taglio dello stipendio dei parlamentari, perché io temo che tagliando lo stipendio dei parlamentari ci possa essere un aumento dell'attività di lobby, cioè sappiamo bene cos'è il lobbismo, in Europa ce n'è
cioè ci sono 15.000 persone che lavorano di lobbismo in Europa, quindi i parlamentari vengono avvicinati e in cambio di un qualcosa si attivano per fare l'interesse di questa o di quella azienda multinazionale, eccetera. Quindi secondo me, se i parlamentari hanno il loro stipendio attuale, forse l'attività di lobby non viene facile, altrimenti potrebbe esserci un'esplosione di questa cosa che non è mai a favore dei cittadini. Grazie a tutti. Grazie ciao. a te Marco. Allora Ettore, ti chiedo di essere molto sintetico e grazie per la pazienza. Prego. No, è anzi un piacere confrontarmi con i vostri ascoltatori. Allora, sulla sanità, sì, la sanità, lo abbiamo sempre detto, è sempre stato il bancomat della vecchia politica. Non è un caso che in questo momento in Parlamento è allo studio una legge che speriamo possa avere l'approvazione di tutte le forze politiche, che non permetterà più ai partiti di decidere le nomine dei dirigenti aziendali, quindi la nomina di un dirigente, di un altro dirigente aziendale nella sanità dovrà avvenire attraverso una selezione per titoli, e questa selezione deve essere trasparente in maniera tale che poi alla sanità non ci vadano gli amici degli amici, perché poi sappiamo come va a finire, e in Umbria abbiamo visto com'è che veniva gestita la salute dei nostri figli e dei nostri genitori. Per quanto riguarda il taglio dei parlamentari e il taglio degli stipendi, noi abbiamo un pensiero molto semplice, è che se tu hai in qualche modo una personalità che è incline alla delinquenza, tu puoi anche dargli uno stipendio da 40.000 euro al mese e lui comunque venderà il suo pensiero, si corromperà davanti a qualunque tipo di tentazione, anche se tu questo stipendio glielo duplichi o glielo triplichi. Non è così che tu combatti la questione morale di un politico che deve andare a gestire la cosa pubblica negli interessi di tutti e non nell'interesse di pochi. Fermo restando però, questo lo voglio dire, che l'attività di lobby è un'attività legittima, cioè le lobby portano degli interessi di parte ed è giusto che vengano ascoltati e che le loro istanze poi possano essere valutate attentamente dalle commissioni permanenti parlamentari. Però non è aumentando lo stipendio che tu combatti la concussione o la corruzione. Purtroppo lì è un problema di selezione della classe dirigente, perché io conosco persone che prendono 1.200 euro al mese che non si farebbero corrompere nemmeno se gli si offrisse una montagna di denaro. Quindi il problema non è così semplice come prospettava il nostro radioascoltatore, non è un problema di stipendio. Invece il problema dello stipendio qual è? È quello di lanciare un messaggio in questo momento a milioni e milioni di famiglie che fanno davvero fatica ad arrivare alla fine del mese. E parlo di tutte quelle persone che ogni giorno combattono contro una situazione di povertà e di disoccupazione. E quando si va a 17.000 euro, 18.000 euro al mese, è ovvio che in quella maniera tu dimostri di appartenere ad un mondo che non è vicino al mondo di chi soffre. Ora io non dico di ridurre lo stipendio e farlo diventare alla fame, dico solo però che la dignità di una persona non si misura con l'entità del proprio stipendio. Allora Ettore, grazie mille per essere stato qui con noi, per la tua disponibilità, abbiamo avuto un bel confronto con gli ascoltatori, ti ringraziamo, ci risentiamo prossimamente in radio. Con molto piacere, buon lavoro a tutti, buona giornata. Buona giornata a te, ringraziamo il senatore del Movimento 5 Stelle Ettore Licheri e ringraziamo perché al telefono con noi abbiamo Mirko Badole, deputato della Lega, amico di RPL. Ciao Mirko, buongiorno. Ciao Antonio, grazie di avermi chiamato, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Padania. Grazie a te. Allora Mirko, tu che fai parte dell'8ª commissione alla Camera che si occupa di ambiente, territorio e lavori pubblici, ieri se non sbaglio c'è stata la giornata mondiale delle vittime dell'amianto ed il ministro Costa in un convegno a Casale Monferrato ha detto: sono preoccupato per l'amianto presente lungo il percorso per quanto riguarda la TAV. Tu che ne pensi della TAV e anche di queste dichiarazioni del ministro? Poi si farà o non si farà? Prego.
Allora, intanto io penso che le dichiarazioni del ministro la capiscano anche un bambino, che è un qualcosa fatto per cercare di rallentare ancora quest'opera. Un'opera che, a detta di tutti, non solo della Lega, è un'opera fondamentale, un'opera infrastrutturale importante che deve essere portata avanti. Mm-hmm. Qualche preoccupazione è l'atteggiamento dei nostri attuali alleati su questo tema, perché sempre no a tutto creano dei problemi. Benissimo. Senti Mirko, adesso vorrei con te parlare un po' di Libia, no? Che cosa sta succedendo in Libia in queste ultime ore dall'inizio del caos scoppiato alcuni giorni fa? Quali sono le ultime novità e a quale soluzione si arriverà? Quale soluzione è molto problematico dirlo, perché la situazione continua evoluzione. Diciamo questo, che sembra si sia smortata quella che era la tensione delle ultime settimane, quindi vediamo che la cosa viene contenuta e che tutto si fermerà, insomma. Benissimo. L'interesse prevale. Senti Mirko, sul caso di violenza a Viterbo di ieri, tu cosa hai pensato, insomma, quando hai sentito questa brutta notizia? È una cosa orribile. Io ho pensato che quello che è il tema che sta portando avanti per qualche tempo anche noi come Lega, la frazione chimica, sia un qualcosa di doveroso, dobbiamo portare a termine. Io andrei anche più in là. Sì. La frazione chimica la farei proprio fisica, perché da capire quanto è odioso il reato. Io credo sia importante arrivare a questo, anche per un rispetto della vittima. È un nostro compito di fare qualcosa, perché andare a prevenire una cosa così è molto difficile. Però è un nostro riuscire a poi, una volta individuato e accurato chi è malato di questa malattia, di renderlo. Benissimo, allora Mirko, non ti sentiamo benissimo, comunque in programma oggi alla Camera cosa c'è? Io mi sento un po' male, comunque non importa, è importante che mi sentiate voi. Sì, dico alla Camera, sì. Per esempio c'è quello che è la modifica della legge costituzionale, quindi andiamo a fare un ulteriore passaggio su quello che è il taglio del numero dei parlamentari. Sì. Cosa che se da un lato ha delle attività perché rischia di far perdere un po' di rappresentatività alle parti marginali del paese, è qualcosa che io ritengo comunque. Benissimo, benissimo Mirko, allora noi ti salutiamo, ti ringraziamo per essere stato qui con noi oggi, io ti saluto e ti auguro buona giornata. Grazie a voi di tutto, buona giornata. Ciao Mirko, grazie mille. Allora, guardiamo un'ultima notizia sulla disoccupazione, sui dati Istat. Interviene il ministro dell'economia Tria e dice: dati Istat testimoniano la solidità dell'economia. I dati Istat sul lavoro evidenziano il positivo andamento del mercato del lavoro, con il tasso di disoccupazione che scende a marzo al 10,2%. A sottolinearlo è appunto il ministro dell'economia Tria, che segnala, oltre all'aumento dei giovani occupati e delle posizioni permanenti, il miglioramento del tasso di occupazione che risale al 58,9%, numeri che testimoniano la solidità e la tenuta dell'economia italiana. Allora, grazie mille per averci seguito quest'oggi, buon proseguimento di giornata, buona festa del 1° maggio, festa del lavoro, ci risentiamo giovedì. Leggo 2 messaggi per Mario Morcone. La cosa inammissibile è che con le vostre continue trasmissioni su questo argomento state cercando di fare il lavaggio del cervello agli italiani, insinuando un senso di colpa per eventi con i quali noi non abbiamo nulla a che spartire. Cercate di far sentire responsabili gli italiani per fatti non imputabili. Siete corrotti, disonesti, delinquenti, traditori. Io a un certo punto dovrò fare, me l'ha chiesto anche Morcone, un fascicolo di messaggi contro il prefetto Morcone, ma insomma poi glielo lascerò prima che vada in pensione. Aspetti, gliene leggo un altro paio. Mi sento ogni giorno meno europeista. La Grecia ha problemi economici, si arrangi.
leggi. L'Italia ha problemi con i migranti, si arrangi. Parliamoci chiaro, altro messaggio. Le cose che ho appena sentito dai vostri ospiti mi fanno rabbrividire. Gli immigrati irregolari arrivano proprio perché la politica li vuole, le organizzazioni no profit spesso in combutta con la mafia ci mangiano alla grande. Perché non parlate di cosa dall'Australia con gli immigrati, di cosa ha fatto l'Australia con gli immigrati che arrivano lì dall'Indonesia? Se ce li teniamo è solo perché il governo li vuole, per le loro politiche folli di far crescere la popolazione e la forza lavoro con africani. Questa è la sola realtà. In realtà ho una domanda, oltre a, se vuole, una replica a queste parole. Morcone, esiste un problema di coesione sociale, cioè lei dice noi siamo 60 milioni, se non di più, 80.000 che sono pochi, e tuttavia un paese sta insieme appunto se riesce a condividere stili di vita. Allora, due risposte, rapidissimamente. Primo, mi riallaccio al discorso che sono stati fatti prima. Inghilterra, quindi Regno Unito, multiculturalismo, hanno avuto gli attentati a Londra e una serie di altri episodi. Francia, assimilazionismo, hanno avuto gli attentati a Parigi, noti a tutti dalle seconde generazioni. In Italia questo non ancora è successo.